Insegnare la storia dell'arte sarebbe molto importante, purtroppo si tende a non insegnarla più, nel senso che è stata deprezzata e squalificata nei licei e si trova ad essere sempre una vera e propria Cenerentola. Roberto Longhi diceva che non si capisce perché in Italia, che è stato un grandissimo storico dell'arte, non si capisce perché bisogna insegnare Dante e non Giotto. Cioè noi ci qualifichiamo per il nostro grande passato storico-artistico, oltre che letterario e culturale, però così non è. Effettivamente bisogna andare in controtendenza e questo lo si può fare soltanto con il concorso di tante voci, aprendo la storia dell'arte a una multidisciplinarità che effettivamente in passato è mancata. È mancata anche perché gli storici dell'arte spesso vogliono essere i grandi e ermetici conoscitori che scoprono da soli o trovano il documento, mentre invece in ogni lavoro di recupero storico-artistico c'è sempre una serie di persone. Magari stanno lavorando separatamente per arrivare allo stesso luogo, sarebbe meglio se collaborassero. Del fatto perché l'arte e la scienza in Italia hanno un ruolo difficilmente integrato, diremmo così, è dovuto a una matrice culturale storica, che è quella dell'idealismo. Noi la cultura pragmatica, la cultura anglosassone, l'abbiamo sempre digerita molto a fatica, sebbene è entrata alla fine dell'Ottocento attraverso magari conoscitori un po' strani come Giovanni Morelli, che si era formato in Germania ed era un medico, e quindi ha avuto una sua strada, diciamo così, parallela alla strada istituzionale, però è sempre stata parallela. Non è un caso se in Italia ci siamo inventati dei settori disciplinari all'università che si chiamano fisica applicata ai beni culturali. Che vuol dire? È veramente brutto. Chimica applicata ai beni culturali. In Inghilterra si insegna Technical Art History, punto, che è tutto lo studio delle fonti materiali e documentarie insieme in maniera integrata, e la prima fonte è l'oggetto. Bisogna capire com'è fatto, com'è dipinto, che ci sta dentro, riconoscere le parti vere. Questo lega la storia dell'arte al restauro, ma fa già storia dell'arte. E questo problema di questa integrazione che in Italia invece non è stata accettata a livello accademico. Questo è il motivo per cui io personalmente non insegno più all'università ed è più facile avere rapporti all'estero, oppure nel privato, è più facile parlare con una banca che con l'università. Un colpevole per questa mancata integrazione tra arte e scienza, un unico nome, appunto sarebbe difficile, io dovrei prendermela con un grandissimo filosofo che è Benedetto Croce, che diceva che l'arte è puro spirito, è intuizione, non c'è niente di esecutivo, ma questo ovviamente era un'astrazione su cui gli storici dell'arte italiani hanno costruito una critica d'arte bellissima quanto sterile.